che non c'è comunque è preparato una il film. fitopatia Ok. che è un po' Prova adesso. Prova. Ci sono 30 secondi di ritardo, su un danno Prova, reale, prova, uno, non due, può tre. essere risarcito se non fa le buone pratiche agronomiche, cioè uno non può andare al mare, lo dico sempre, e non fare i trattamenti, uno deve fare i trattamenti quando si ha il momento giusto. Ecco, Prova. Ti vedo che dentro l'audio. E stiamo anche investendo parecchio Perché c'è un ritardo di 30-40 secondi. Ci sono 30 secondi di ritardo, Si sente sotto così che gana il mixer. Che gana qualcun altro nel mixer. Adesso sì, adesso Poi tocca là, sì, perché è partito un video di un'altra pagina YouTube, adesso l'ho chiuso. Sì. ok, io dico pure a Caterina che domanda. Manda. Si sente sotto così che gana il mixer. Che gana qualcun altro nel mixer. Sì, adesso è uscito. Adesso non ho più niente di aperto. Guarda che mi dobbiamo andare, Sì, qua funziona tutto. Vado. Sì, ok. Prova 1, 2, 3. Ecco adesso si acaba. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Funziona? 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Non ho più niente di aperto. Sì, ok. Allora? Allora, Io posso lasciare tutto qui. Mentre si collegano intanto lo posso chiudere l'audio. sì.
Va bene, buongiorno a tutti quelli che sono collegati via YouTube, ci scusiamo per il disagio, a brevissimo iniziamo, quindi portate un po' di pazienza e rimanete in attesa, insomma, ecco, divulgate il link quanto più possibile e se potete liberare anche Zoom, ecco, così riesco a entrare e presentare anche di là, comunque rimanete in linea. Buongiorno a tutti sia su Zoom sia su YouTube, ci siamo, iniziamo a scaldare i motori, ci abbiamo messo solo mezz'ora, adesso speriamo di essere pronti a partire. Adesso il collega Daniele Giacomel su Zoom proietterà le slide, mentre su YouTube vedete già la prima pagina, aspetta che con l'audio spento, ecco qua, ecco, buongiorno a tutti, adesso dovete sentirmi anche da Zoom, avevo il microfono io disattivato, vedo che il collega ha messo su Zoom già la prima slide, quindi ci siamo riusciti un po', diciamo, in maniera rocambolesca. Vedo che adesso abbiamo già anche una cinquantina, 248 già anche su, no, forse se qui hai simultaneo, sì, una cinquantina anche su YouTube, quindi cominciamo un po' con calma. Su YouTube stiamo anche registrando, quindi non so Daniele se vuoi avviare la registrazione anche su Zoom, così dopo siamo sicuri che abbiamo diciamo la possibilità eventualmente di condividere questo video. Allora, le regole che diciamo da subito sono queste, diciamo che le domande scrivetele sulle chat rispettive di Zoom e di YouTube, poi chiedo al collega Daniele di Condifesa Friuli di darci una mano a leggere quelle di Zoom e noi qui leggiamo eventualmente quelle su YouTube. Portate pazienza che tra i due strumenti c'è un ritardo di una trentina di secondi, però insomma non dovremmo avere particolari problemi. Ecco, a questo punto io direi di iniziare, strutturerei così la cosa, facciamo una mezz'oretta di presentazione e poi vediamo di rispondere alle domande. A questo punto io do la parola a Daniele Giacomel se vuole dire due parole di avvio di questa webinar, prego. Buongiorno a tutti, abbiamo organizzato questa riunione in maniera un momentino ampia e cerchiamo comunque di essere diciamo, esaustivi rispetto all'argomento. Siamo adesso nella fase, come posso dire, cruciale per quanto riguarda le procedure per far ottenere il contributo alle nostre aziende assicurate, per cui diventa importante un buon coordinamento. Il coordinamento, diciamo, è necessario per una ottima, diciamo, realizzazione di questi benedetti PAI, no? Che sono appunto lo strumento, diciamo, di accesso al contributo europeo. Come sapete, quest'anno i PAI non si relazioneranno con le rese delle aziende, ma con il valore, diciamo, del valore della produzione. Quindi è un cambiamento importante ed è un cambiamento volto a far sì che ci sia la minor riduzione possibile, anzi possibilmente senza riduzione di contributo per quanto riguarda l'assicurazione. L'assicurazione, diciamo, il cui il contributo è fondamentale, no? È fondamentale perché le assicurazioni costano, diciamo, no? E le aziende, diciamo, si approcciano alla gestione del rischio mediante questa difesa passiva
appunto per una forte presenza del contributo. Io mi termino qua diciamo, la mia brevissima comunicazione e do subito anche la parola al buon Filippo che farà la relazione, diciamo, di tutto quanto il programma odierno. Io farò, diciamo, il gobbo di turno e faccio ruotare le slide e poi le metteremo anche in condivisione con tutti voi al termine dell'incontro di questa mattina. Buon ascolto e buona interazione. Ecco, grazie Daniele. Allora iniziamo con questa presentazione. Allora, innanzitutto passiamo pure alla slide successiva. Qua Nicola ci vuole un secondo per andare avanti, vai avanti tu, perfetto. Ecco, allora la slide successiva, ecco, le tematiche che vorremmo affrontare oggi sono sostanzialmente queste: la definizione di questo valore medio individuale da riportare nel PAI, le interazioni tra valore medio individuale, standard value e valore assicurato. Ok, quindi qui sono tre concetti, tre valori diversi che hanno delle interazioni tra di loro. Vediamo oggi assieme come meglio interpretare questa cosa, e poi quel poco che possiamo dirci oggi in tema di documentazione necessaria per la dimostrazione di un valore medio individuale superiore allo standard value. E alla fine diremo qualcosa appunto sui controlli amministrativi informatici, quello che oggi sappiamo un po' verbalmente, un po' perché è stato scritto sostanzialmente sulle istruzioni che abbiamo ricevuto sui PAI da Agea e dal Ministero. Andiamo pure alla slide successiva. Allora, partiamo intanto da un aspetto molto importante. Allora, perché ci stiamo oggi rompendo le scatole per capire come utilizzare questo standard value? Da dove arriva questo standard value? Allora, lo standard value, diciamo, risolve tutta una serie di problematiche, tra cui la principale, a nostro parere, sono principalmente due sostanzialmente. La prima è che dovrebbe eliminare la necessità di documentare le rese medie storiche da parte delle aziende agricole. Questo succedeva soprattutto su frutta, su seminativi, mentre l'uva godeva delle dichiarazioni viticole. Però con lo standard value, nella stragrande maggioranza dei casi, evitiamo di dover presentarci al CA con i malloppi di documenti degli anni pregressi. Quindi questo è il primo, diciamo, una semplificazione burocratica. Il secondo aspetto, secondo noi ancora più importante dal nostro punto di vista egoistico dei consorzi di difesa e dei nostri agricoltori assicurati, è quello che possiamo eliminare quella distorsione che arrivava dai cali di rese medie dovuti ad eventi avversi verificatisi negli anni precedenti. Noi potendo documentare solo quello che veniva conferito alla fine, quindi non quello che veniva prodotto e magari perso sulla pianta, ma quello che veniva conferito alla fine, avevamo una perdita su alcuni prodotti e alcuni settori di rese medie storiche molto importanti, addirittura anche fino al 50% quando si susseguivano eventi avversi negli ultimi 3 o 5 anni. Con lo standard value ridiamo la possibilità di poter assicurare quello che l'agricoltore ha in campo e non quello che l'agricoltore è riuscito malamente in situazioni avverse a portare alla fine dell'anno. Ecco. Quindi lo standard value è per noi uno strumento molto importante e dobbiamo imparare, diciamo, assieme a ottimizzarne la funzionalità e i vantaggi. Ovviamente siamo all'avvio di questo nuovo strumento, quindi dobbiamo capire assieme come usarlo. Allora, noi oggi ci focalizzeremo principalmente appunto sull'aspetto interazione PAI certificato assicurativo. È per quello che abbiamo voluto in qualche modo fare una riunione dove coinvolgevamo il più possibile, con problemi anche appunto di numero, i CA e gli agenti, gli operatori assicurativi, perché è una cosa che interessa, diciamo, tutti. E io qui quello che voglio ribadire è: partiamo dalla norma, cioè oggi non vogliamo inventarci un approccio, ma vogliamo sostanzialmente cercare di dare forma a quello che è scritto in maniera più o meno chiara nella normativa attuale.
Oggi diciamo che il piano gestione dei rischi ha scritto quello che c'è scritto qua. All'articolo 7 viene detto che ai fini del calcolo della spesa ammissibile a sostegno, quindi si parla dell'ammissibilità a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce il valore massimo assicurabile, ok? Quindi fermiamoci un secondo qua. Qui non c'è scritto che noi possiamo assicurare solo quello che c'è scritto nel PAI, ok? E questo è quello che succedeva anche l'anno scorso. Il PAI può diventare un fattore limitante ai fini del contributo pubblico, ma non deve e non sarà un fattore limitante ai fini della quantità del valore che andremo ad assicurare. Quindi noi agevoleremo il fatto che ci sia coerenza tra PAI e certificato, ma nel caso in cui il certificato assicurativo superi i paletti del PAI, ok, questo non è vietato dalla norma, non è prevista nessuna sanzione, semplicemente il contributo verrà riproporzionato in questo modo qua, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a sostegno, perché stiamo parlando qui di una domanda di sostegno, una domanda di pagamento. Il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile ai fini del sostegno pubblico, però non ai fini della contribuzione, quindi scusatemi, non ai fini dell'assicurazione. Quindi non è corretto pretendere che i certificati assicurativi sempre rientrino dentro ai valori riportati nel PAI, ok? Questo è un aspetto molto importante che poi riprenderemo, ok? Ecco, poi il punto 2 è questo: il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI, no? Qui lo chiamano valore della produzione media annua, sul PAI si chiama valore medio individuale, è la stessa cosa, ecco. Questo va dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, ok? Quindi è una dichiarazione nel PAI, e chiamatelo valore produzione media annua, valore della produzione media annua, chiamatelo valore medio individuale, come abbiamo scritto sulle slide prima, è la stessa cosa, è dichiarato dall'agricoltore ed è verificato tramite l'utilizzo dello standard value. Quindi il valore medio individuale non deve sempre essere lo standard value, può essere un valore inferiore, può essere un valore superiore. Se è un valore inferiore, ok, vedete qui cosa succede. Sostanzialmente si ritiene che questo sia già stato verificato ed è scritto poi al punto successivo, e qui dice invece che solo laddove questo valore medio individuale sia superiore alla standard value deve essere documentato con idonea documentazione, ok? Quindi in qualche modo c'è scritto, e poi c'è scritto in maniera ancora più esplicita, che se questo valore medio individuale o valore della produzione media annua è inferiore o uguale allo standard value, non è necessario alcun tipo di documentazione, ok? Su questo per noi deve essere un punto fisso, perché se iniziamo a chiedere di documentare anche il valore medio individuale che è già congruito dallo standard value, lo standard value perde quel primo punto di efficacia che avevamo detto prima, che è quello di ridurre il carico burocratico e amministrativo grazie a questa diciamo novità dello standard value. Ecco, poi il punto terzo è questo: ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con le polizze agevolate, ok? Eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua, ok? Quindi cos'è che c'è scritto qui un'altra volta? C'è scritto che il valore assicurato può essere anche superiore a quello che viene riportato nel PAI come valore medio individuale, o valore da adesso in poi chiamiamolo valore medio individuale, ok? Quindi io posso anche assicurare di più, c'è scritto qui. Cosa succede? Viene ricondotto eventualmente al valore della produzione media annua, ok? Quindi su questo, siccome abbiamo già avuto pressanti richieste anche da parte di qualche CA di dire guarda che il PAI è questo, devi correggermi il certificato, ok? Questo non è un automatismo, quindi è ammesso che ci siano valori diversi. Ai fini del contributo il PAI diventa, come sempre, il limite, il paletto, diciamo, che determina la contribuzione, senza sanzioni, ok? Con riproporzionamento, e questo già lo sappiamo, è in analogia a quello che succedeva negli anni precedenti, ok? Poi qui c'è scritto appunto che in caso di valore, stiamo vedendo la seconda parte del punto 3,
in caso di valore della produzione media annua superiore alla standard value, ok, quindi questo è un altro aspetto sul quale oggi ci focalizzeremo. Quando il VMI, il valore del medio annuo, è superiore allo standard value, ok, a quel punto lì sostanzialmente il paletto in qualche modo si alza, però sappiamo che questo VMI deve essere supportato da documenti probatori, ok? E quello che sappiamo oggi è che ci è stato detto oggi, diciamo nelle varie webinar con Ismea e con il Ministero, è che la procedura prevista grosso modo sarà questa. A livello di PAI non viene chiesto di allegare nessuna documentazione, se non quello di flaggare, anzi accettare dei flag obbligatori che poi vediamo, e in fase successiva sarà chiesta la documentazione in maniera sistematica, non campionaria. Quindi quando noi metteremo un valore della produzione media annua superiore allo standard value, dobbiamo essere certi che prima o dopo ci verrà chiesto di documentare quello che abbiamo in qualche modo fatto dichiarare all'agricoltore. Andiamo pure alla slide successiva. Ecco, qui diciamo, vabbè, vediamo che gli standard value sono decretati al Ministero e altre cose. Andiamo direttamente a quello che abbiamo evidenziato in rosso, quindi al punto 3. Tutte le polizze con valore assicurato unitario, ok, inferiore o uguale al valore medio storico, congruito con lo standard value, non subiscono riproporzionamenti, ok? Quindi qui diciamo un po' una banalità, ma quando sostanzialmente quello che assicuro e quello che riporto in termini di valore sul PAI coincidono in qualche modo, ok, oppure sono inferiori, non ci saranno riproporzionamenti di premi, ok? E vedete anche qui un'altra cosa, e non richiedono esibizione e conservazione della documentazione probatoria, ok? Quindi riavvolgiamo un attimo la bobina. Se qui ribadiamo il concetto, se questo VMI, se il valore medio individuale è inferiore allo standard value, ok, non è chiesta nessuna documentazione probatoria. Se io in qualche modo assicuro di più, ma quello che dichiaro sul PAI è congruito con lo standard value, non è chiesta nessuna documentazione probatoria, perché semplicemente si va incontro a un riproporzionamento del contributo pubblico, ok? Ecco, poi alla fine, poi qui c'è il tema delle superfici, ma non cambia niente sostanzialmente rispetto a quello che avevamo in passato nel vecchio PAI. Ecco, andiamo pure alla slide successiva e qui entriamo un po' nel cuore, diciamo nel vivo del senso di quello che oggi vogliamo dirci, ok? Quindi noi ribadiamo il concetto, abbiamo sostanzialmente, dobbiamo definire nel nostro lavoro o come assicuratori o come consorzio di difesa o come diciamo CA, centri di assistenza agricola, dobbiamo cercare di supportare alla fine l'agricoltore affinché si massimizzi la contribuzione pubblica, ovviamente coerentemente con i dati dell'azienda stessa, e dobbiamo quindi tenere d'occhio sempre questi tre valori. Quindi c'è un'interazione tra standard value, valore della produzione media annua, ok, che diciamo da definizione dovrebbe diciamo rappresentare la produzione media annua in euro e non più in quintali degli ultimi 3 o 5 anni, ma se questa è inferiore allo standard value, abbiamo letto prima, non è necessario nessun tipo di documentazione, ok, perché è già definita congruente se sta dentro lo standard value, ok. E poi abbiamo un altro campo che è quello che viene dai certificati assicurativi, che è il valore della produzione assicurata. Quindi abbiamo tre valori che interagiscono in qualche modo tra di loro, ok? Adesso qui abbiamo messo queste tre, diciamo, chiamiamole equazioni, sperando che agevolino la comprensione, che non creino invece più confusione di quello che è necessario. Allora vedete che qui abbiamo quindi, nel caso in cui il valore medio individuale, cioè quello dichiarato nel PAI dell'agricoltore, sia uguale allo standard value e che sia uguale anche al valore assicurato, ovviamente qui siamo nella condizione ideale, no? Dove sostanzialmente non sarà richiesta nessuna documentazione e non ci sarà nessun riproporzionamento, ok?
Questa condizione qui si verifica anche se il valore medio individuale e il valore della produzione annua sono inferiori allo standard value, quindi se quello che io ho assicurato in termini di valore e quello che ho dichiarato in termini di VMI sono sostanzialmente diciamo inferiori allo standard value, siamo in questa condizione, cioè non ci è chiesta nessuna documentazione e non ci sarà nessun riproporzionamento. Andiamo a vedere poi gli altri casi, ok? Andiamo a vedere un altro caso che sarà parimenti diffuso, forse anche avremo magari più casi di questo tipo rispetto al primo, quando il valore medio individuale, ok, è minore o uguale allo standard value, ok? Quindi quando noi abbiamo dichiarato un valore medio individuale più basso o uguale allo standard value, ok? Ma abbiamo assicurato di più, quindi qui c'è, vedete, un VPA, valore della produzione assicurata, maggiore di quello che è definito sul PAI, o in termini di VMI o in termini di standard value, ok? Quindi quando noi abbiamo assicurato di più di quello che il PAI mi consente ai fini contributivi, ecco, lì vedete che se il mio valore medio del PAI non è superiore allo standard value, ok, o è uguale, non mi verrà chiesta nessuna documentazione a comprova di quello che ho dichiarato, perché il mio VMI è già congruito dallo standard value. Però avendo assicurato di più, ok, avendo assicurato di più, avrò un riproporzionamento. Quindi se il PAI è coerente, cioè il VMI è minore o uguale allo standard value e io ho assicurato di più, avrò semplicemente un riproporzionamento, quindi so che avrò assicurato quello che ritenevo opportuno assicurare, ma che la contribuzione verrà in qualche modo ridefinita, riproporzionata sui paletti definiti dal PAI, ok? Andiamo invece sulla terza opzione, che è quella, diciamo, secondo noi da evitare, diciamo, in maniera oculata se non siamo coscienti di quello che comporta questa cosa, ok? Che è il caso in cui il valore medio individuale sia superiore allo standard value, ok? Quindi in tutti i casi in cui nel PAI andremo a dichiarare un valore medio individuale superiore allo standard value, usciamo da quella comfort zone, diciamo, di controllo automatico della mia dichiarazione, no? La congruenza automatica verificata con lo standard value, e diciamo che noi abbiamo un valore più alto dello standard value e quindi ci impegniamo, ok? E questo ce lo fanno, ce lo impongono, diciamo, a livello di SIAM, perché vedrete, poi leggiamo assieme i flag che si attivano e conoscete meglio di me, insomma, sul PAI. A quel punto lì noi diciamo: vado fuori dallo standard value e sono pronto a documentare il mio valore medio individuale, ok? Quindi qui entriamo in una zona in cui sostanzialmente il PAI non è esaustivo, rinviamo a una fase successiva, ok, la necessità di documentare questo valore più alto. Quindi qui l'esito di questo, diciamo, di questa scelta è un esito condizionato alla produzione di documenti in un secondo momento. Qui cos'è che ci hanno detto? Questa cosa qui io non l'ho trovata scritta da nessuna parte, però cos'è che ci hanno detto nelle varie webinar che ci sono susseguite? Penso che anche voi, parlo ai colleghi dei ICA, avrete sentito affermare questa cosa più volte. Nel momento in cui io sostanzialmente dichiaro di poter sostenere un valore medio individuale più alto dello standard value, anche di €1, ok? In quel momento lì la mia verifica si sposta a un controllo documentale, e se in quella sede io non riesco a giustificare neanche un valore equivalente allo standard value, ok, rischio sostanzialmente di perdere tutta la contribuzione. Non è che mi viene stoppato il contributo allo standard value, questo ci è stato detto, non è stato scritto da nessuna parte, ma questo ad oggi ci è stato detto. Quindi per noi è importante attivare un alert da parte di tutti gli operatori su questo aspetto. Quindi se non siamo, diciamo, consapevoli di avere a disposizione una documentazione probatoria, e poi parliamo di quale sarà eventualmente la documentazione probatoria, quello che noi, diciamo, ci sentiamo fortemente di consigliare è quello di non superare con il VMI lo standard value. Poi se assicuro di più,
consapevolmente saprò che andrò a riproporzionamento di poco o di tanto, ok? Però diciamo che so già che non sarò sottoposto a un controllo successivo documentale, che potrebbe anche peggiorare la mia situazione andando addirittura sotto lo standard value, ok? Perché adesso facciamo una piccola anticipazione: la documentazione probatoria non è più solo quella legata ai quantitativi prodotti raccolti e conferiti, quindi quintali di prodotto, chili di prodotto, chiamateli come volete, ok? Ma qui adesso siamo passati a una logica di valore, quindi dovremmo avere un documento idoneo a documentare e certificare la quantità ed il prezzo, ok? Quindi non sarà più sufficiente ad esempio un documento di trasporto, un documento di consegna, di conferimento, eccetera eccetera, ma dovremo avere una realizzazione in termini di valore di quella produzione, ok? Quindi qui attenzione, perché magari dico qui ho i miei documenti di trasporto, i miei quintali che sto dichiarando sono dentro qua, il prezzo poi in qualche modo verrà definito. Non è così, perché la nuova documentazione probatoria dovrà contenere i due elementi: quantità per prezzo per superficie, ok? E quindi su questo noi dobbiamo stare particolarmente attenti, ok? Ecco, poi c'è un aspetto ulteriore di sensibilizzazione eccetera, che riguarda il tema dell'uva da vino, dove questo controllo non viene più fatto a livello complessivo di certificato e di PAI, ma viene fatto a livello di singola menzione, ok? Rivendicazione, ok? In questo caso il PAI purtroppo non mi dà un controllo immediato, non lo so nel momento in cui compilo il PAI se sono dentro a questi valori, standard value, VMI eccetera, perché purtroppo lì c'è una questione che adesso andremo a vedere un attimo assieme, ok? Quindi ribadiamo il concetto che nel momento in cui noi nel PAI abbiamo un valore medio individuale minore o uguale allo standard value, non saremo tenuti a documentare in futuro altre questioni, ok? Nel momento in cui invece noi avremo un valore medio individuale superiore allo standard value, ok? La pratica andrà a un esito parzialmente positivo, quindi in prima battuta verrà erogato quella fetta di contributo congruito, coperto dallo standard value, poi in una sorta di riesame automatico ci verrà chiesto di produrre la documentazione, ma se l'esito delle verifiche documentali non mi giustifica neanche lo standard value, lì ci è stato detto che il contributo viene azzerato, ridotto ulteriormente sulla base dei documenti che portiamo. Quindi per noi questo aspetto è un aspetto che va ridotto ai soli casi in cui c'è effettiva necessità di alzare il valore del PAI andando sopra lo standard value, quindi solo dove abbiamo documenti. E ovviamente non vale la pena farlo per pochi euro, siccome abbiamo visto dei PAI arrivare questi giorni sui seminativi che sforano lo standard value di 100 euro, ok? Ecco, questo va caldamente evitato, perché ci spostiamo a dover produrre documenti e rischiare che questi documenti non vadano bene, quindi andiamo per provare a incassare quei 70 euro in più, a perderne magari qualche migliaio. Quindi cerchiamo di evitare questa opzione. Andiamo pure alla slide successiva, grazie Nicola e grazie Daniele. Ecco, allora questa è la schermata che vedono ovviamente solo i K, dove sostanzialmente vengono proposti due flag dove viene messo il valore medio dichiarato, questo VMI, e di fianco viene proposto il valore standard. Qui non si legge ma non importa, andiamo pure alla slide successiva che in qualche modo sono stati, quindi anche Daniele se puoi andare avanti. Ecco qui focalizziamo ancora una volta quello che abbiamo già detto, ok? Allora vedete che nel momento in cui sostanzialmente noi andiamo a mettere un VMI maggiore dello standard value, oppure nel caso in cui siamo sulle uve DOP e IGT sostanzialmente, si attivano questi due flag. Allora il primo flag che si attiva è quello quando noi andiamo a fare VMI maggiore di standard value, e qui vedete ci viene chiesto di dichiarare che l'azienda possiede idonea documentazione atta a dimostrare il maggior valore, e questo controllo purtroppo non è passato sul PAI,
viene rimandato in fase successiva, ok? E l'abbiamo già detto, non ci torno sopra, abbiamo già spiegato questa cosa qua. Nel caso invece diciamo delle uve, sostanzialmente questa secondo flag si attiva in automatico su tutte le uve se sono DOP o IGP, ok? Quindi tutte le nostre DOC e tutte le nostre IGT sostanzialmente in questo caso. Vedete qui ci viene dichiarata questa cosa qua, vediamo cosa vuol dire assieme questa cosa. Allora, l'azienda dichiara di conoscere che al momento del collegamento della polizza, cioè quando il certificato verrà agganciato al PAI, perché sapete che il certificato diventa parte integrante del PAI prima della presentazione delle domande di contributo, sarà accertato l'eventuale superamento del valore standard per singola menzione, ok? Quindi se noi abbiamo un certificato assicurativo che ha dentro, dico, solo Pinot Grigio o solo Prosecco, ok, mettiamo Pinot Grigio DOC che riguarda tutte e due le regioni e tutte le province sostanzialmente delle due regioni, ok, quindi se noi ad esempio abbiamo un certificato assicurativo che ha solo Pinot Grigio, in quel caso là diciamo che possiamo già, rivendicato ad hoc, possiamo già avere un'idea di qual è il valore e sapremo qual è eventualmente anche lo standard value, ma non dal PAI, perché purtroppo il PAI cos'è che fa? Ci propone in fase di compilazione lo standard value più alto di DOP e di IGP per specifica regione, quindi il PAI non ci aiuta a capire neanche se abbiamo una sola menzione se stiamo rispettando i limiti, quindi potremmo avere la brutta sorpresa, tra virgolette, di compilare un PAI che non ci attiva nessun alert sostanzialmente, perché siamo dentro a questo standard value massimo per regione, ma poi in fase successiva di verifica avere una o più partite assicurative o più menzioni, diciamo, che sforano lo standard value, e quindi trovarci nella condizione che dicevamo sopra, cioè che ci vengano a domandare la documentazione idonea a dimostrare che siamo andati oltre lo standard value. Qui purtroppo sulle uve la cosa è complicata, e su questo il CA purtroppo dal mio punto di vista difficilmente potrà dare un supporto utile, ed è qui che spostiamo l'attenzione su come è stato fatto il certificato assicurativo. Quindi qui apriamo un livello di attenzione sulla copertura assicurativa. Andiamo pure avanti di un'altra slide, grazie. Ecco qui, qui facciamo un breve focus appunto sull'uva da vino. Allora, prima di entrare nel tema uva, quindi diciamo riepilogando, se noi avessimo sostanzialmente un ettaro di mais coltivato e assicurato, noi ci troveremo uno standard value che sarà quello definito a livello nazionale, dico un numero a caso perché non lo ricordo, 2.500 euro, mettiamo il caso di standard value, ok? Mi troverò a dover decidere che valore medio individuale dichiarare, sapendo che il mio limite è 2.500 euro, 2.700, quello che sarà, insomma, ecco. E in questo caso poi avrò la necessità eventualmente di assicurare un valore, e lo sappiamo che in realtà su mais e soia, su frumento, diciamo lo standard value è abbastanza al limite, forse anche un po' basso per le zone più vocate a queste coltivazioni, quindi sarà abbastanza diffuso il caso in cui noi avremmo un valore assicurato più alto dello standard value, ok? Di poco o di tanto più alto dello standard value, e questo già potremmo vederlo quando avremo in mano un certificato che assicura 2.800 euro a ettaro, e andremo dentro al PAI e ci troveremo lo standard value che invece ci fissa un limite più basso. Ecco, in quel caso io chiedo ovviamente attenzione ai CA, possibilmente di non andare a dichiarare un valore medio individuale uguale al certificato, ok? A meno che non sappiamo di poterlo documentare, perché altrimenti il rischio è di incorrere in quella, diciamo, verifica successiva documentale che magari non ci porta a poter supportare quello che abbiamo dichiarato, ok? Quindi noi abbiamo assicurato leggermente di più rispetto allo standard value, sapendo che alla fine il contributo, diciamo, si sarebbe fermato allo standard value, ok? E quindi lì dovremmo poter limitare il VMI all'interno dello standard value, a meno che non ci sia espressa volontà o espressa esigenza di
andare oltre lo standard value sapendo di poterlo documentare domani. Diciamo qui il valore è 1 su questi tipi di produzioni, quindi su tutto quello che non è uva DOP e IGP il valore è 1. Se qui avete dubbi ovviamente poi chiamate i vostri K di riferimento, i vostri consorzi di riferimento e provinciali per capire meglio come gestire la cosa senza problemi, ecco. Però sull'uva invece la cosa, ecco, diventa un po' più complicata. Ecco, qui noi diciamo questo, qui diventa fondamentale se il certificato è stato fatto correttamente, ok? Se il certificato è stato fatto correttamente, lo standard value sarà rispettato per le singole menzioni e quindi il problema non sarà ribaltato in qualche modo sul K in sede di supporto e di verifica e di evitare problemi successivi agli agricoltori, ma se il certificato è stato fatto bene, poi dico cosa vuol dire fatto bene, teoricamente questo controllo successivo per singola menzione verrà passato, ok? Quindi qui leggiamo un attimo quello che ho scritto per non dimenticarmi qualcosa. Allora quindi dico sì, ok, il punto primo è che sia stato fatto correttamente il certificato, ecco, e qui diciamo questo: per le uve da vino DOP e IGP lo standard value riportato nel PAI è quello più alto della regione di riferimento ed è errato porre di default valore medio individuale uguale allo standard value, no? Allora guardate sotto tra parentesi ci sono i valori che vengono riportati, no? Quindi per il Veneto voi troverete sempre su PAI uva DOC 47.925 come standard value e 16.687 come standard value delle IGT. In Friuli troverete, il collega del Friuli mi correggerà se ho sbagliate, ma ho visto insomma sull'elenco dovrebbe essere queste, Friuli 23.300 per DOC e 31.260 per IGP. Il PAI riporta sempre questo, indipendentemente da che uve ci sono in quell'azienda e indipendentemente dal tipo di rivendicazione che verrà fatta con quelle uve, ok? Quindi è importante che capiamo questa cosa, perché ho già visto purtroppo diversi PAI che sono arrivati con VMI 47.925, magari fatti in provincia di Belluno, ok, dove i 47.925 sono un lontanissimo miraggio, ok? Quindi anche qui l'indicazione di fondo è quella, e lo richiameremo dopo, il più possibile, soprattutto sulle uve, ecco, il VMI che venga il più possibile avvicinato a quello che è stato assicurato. Perché? Perché qua sotto c'è scritto, no, che sostanzialmente se per le singole partite assicurative gli operatori assicurativi hanno rispettato le indicazioni che sono state date dai Condifesa, quindi rispetto dei disciplinari, ok, e rispetto dei prezzi che sono stati forniti dal Condifesa, se facciamo quel prezzo dato dal Condifesa per il disciplinare di produzione, noi abbiamo già definito i prezzi in modo che sia inferiore allo standard value. Quindi se sono stati adottati prezzi e disciplinari corretti, anche per singola menzione non avremo problemi, ok? Perché il valore assicurato sarà già stato calcolato puntualmente partita per partita per stare dentro al valore, diciamo allo standard value, ok? E quindi conseguentemente, secondo noi, questo è già un calcolo del VMI, cioè del valore medio individuale. Ecco, questo per noi è l'obiettivo. Quindi tutti i casi invece in cui sono stati utilizzati prezzi superiori a quelli definiti chiedendo deroghe puntuali ai consorzi per qualche ragione, ok, i consorzi sporadicamente hanno concesso anche delle deroghe, ok, in quel caso lì purtroppo questo controllo non è automatico, non è garantito, ok, e quindi c'è quel rischio che vedevamo prima che a novembre, a dicembre, a gennaio ci chiedano di andare a documentare perché abbiamo assicurato un valore per quelle singole menzioni magari che va fuori dallo standard value, ok, e lì dobbiamo poter documentare quintali e prezzo, ok, dei 3 o 5 anni precedenti. Quindi anche qui
quello che io tengo a sottolineare è nel fatto, cioè andare a sforare questi valori di riferimento, ok, lo possiamo fare solo quando abbiamo la possibilità di documentarlo, ok? Altrimenti conviene, tra virgolette, accontentarsi, tra virgolette, di quello che il contributo viene calcolato su lo standard value. Ecco, qui abbiamo un rischio maggiore nel caso in cui ci sia il bio, perché molto spesso, soprattutto sull'uva, il biologico, ma anche sui seminativi, il biologico con un prezzo più alto e rese magari simili al convenzionale o leggermente più basse, porta a un superamento dello standard value, e quindi lì va valutato accuratamente la possibilità di andare oltre lo standard value, oppure conviene fare quello che abbiamo letto prima, cioè avere il PAI che si ferma allo standard value e assicurare un valore più alto se è ritenuto congruo col prodotto che abbiamo in campo, anche se non possiamo documentarlo. Quindi noi assicuriamo un po' di più, il contributo mi viene calcolato però sullo standard value. Ecco, qui ho aggiunto, io adesso ho anche quasi finito perché siamo già alla slide 8, ce n'è un'altra e poi di fatto io avrei anche un po' finito. Allora, quello che iniziate a pensare alle domande da mettere in chat, ecco, poi io riprendo già qualche domanda che è arrivata per mail eventualmente. Ecco, qui noi oggi non sappiamo, ho messo questa ultima domanda. Allora, la definizione, quello che ci hanno scritto nelle slide, è che il controllo verrà fatto per menzione, ok? Quindi sostanzialmente se noi avremo più partite in un certificato riconducibili a qualsiasi, insomma, adesso non dico, insomma, a qualsiasi rivendicazione, ok? Parliamo sempre del Pinot Grigio ad esempio, se abbiamo diverse partite, alla fine, diciamo, se viene rispettato quello che hanno scritto, cioè che il controllo viene fatto per menzione, noi potremmo avere anche una partita che va leggermente sopra allo standard value e una partita che va leggermente sotto allo standard value, ma che sommate assieme, cioè il totale delle partite riconducibili a quella menzione, di fatto a quel prodotto, codice prodotto ISMEA, insomma, ecco, quindi sommandoli assieme, se nel complesso stiamo dentro, sostanzialmente il controllo dovrebbe essere superato, ok? Cosa diversa invece se il controllo verrà fatto puntualmente sulla partita, perché a quel punto lì, se noi abbiamo due partite che tra di loro si compensano e stanno dentro lo standard value, ma se il controllo viene fatto per partita, potrebbero dirci che abbiamo superato lo standard value sulla partita specifica. E quindi noi, diciamo, punteremo oggi a un controllo a livello di menzione. Anche qui quello che dico e ribadisco è: se sono stati usati i prezzi definiti dai Condifesa Veneto e Friuli e i disciplinari, teoricamente non dovremmo trovarci di fronte a problematiche di questo tipo. Andiamo pure alla slide successiva. Ecco, qui quindi quello che ribadiamo, l'abbiamo già detto in altri incontri, e cercheremo e dovremo cercare tutti di diciamo agevolare questo tipo di approccio. Quindi chiedo ovviamente agli operatori assicurativi, e ovviamente i colleghi di Consorzio Difesa sono già impegnati in questo, e i colleghi di ICA, insomma, ecco, è questo, cioè di trovare il modo di puntare il più possibile ad avere un valore medio individuale uguale al valore della produzione assicurata, ok? Quindi non mettere di default lo standard value, soprattutto quando lo standard value è abbondantemente superiore al valore che io ho in campo, tipo i 47.000 dello standard value più alto delle DOC in Veneto, dove sappiamo che alla fine la stragrande maggioranza arriverà a 20.000, 18.000, 15.000, quindi non mettere di default lo standard value. Sulla frutta è un po' la stessa cosa, cioè lo standard value in molti casi è abbondante rispetto al reale valore della produzione, e quindi qui abbiamo avuto una richiesta, un invito di attenzione, l'avranno ricevuto anche i CA sicuramente, mi è stato riferito, insomma, di non andare di default a impegnare tutto lo standard value, soprattutto quando si vede che è uno standard value abbondante per le nostre realtà, e quindi cercare di puntare ad avere, diciamo, il valore medio individuale che si avvicini il più possibile a quello che è stato assicurato, ok? Con l'attenzione però, che è quella riportata qua sotto, ovviamente, che l'abbiamo già detto più volte, che nei casi in cui questo valore, quindi
puntiamo ad avere il VMI uguale a quello che è stato assicurato, cioè puntiamo a quell'obiettivo lì, ok? Con l'attenzione però a questo aspetto sotto che abbiamo detto in tutta la presentazione di oggi, che se il VMI supera lo standard value, ok, va bene solo se abbiamo la documentazione probante. In alternativa la scelta migliore è quella di fermarci con il VMI allo standard value, ok? E questo succederà in tutti i casi in cui lo standard value sta stretto a quello che andiamo ad assicurare. Vi dico sicuramente soia, sicuramente mais, sicuramente i frumenti, almeno nei territori, ripeto, più vocati. Ad esempio sul prosecco DOC siamo al limite, diciamo il valore è esattamente quello, mentre in buona parte della frutta, diciamo ad esempio o in altre produzioni, lo standard value dà un margine che non è detto che dobbiamo sempre impegnare se vedete che quello che è assicurato è più basso. Bene, allora come possiamo supportare i centri di assistenza agricola che adesso auspicabilmente faranno, diciamo, il grosso della loro attività nel mese di luglio? Poi ovviamente sappiamo che si protrarrà per le lunghe sui casi critici, diciamo, ma auspichiamo come sempre, insomma, che buona parte dei PAI vengano emessi nel corso del mese di luglio. Ecco, a questo punto noi dovremo impegnarci come lato assicurativo, quindi parlo degli operatori assicurativi collegati o non e dei consorzi di difesa, nel poter fornire ai CA questa, diciamo, VPA, ok, questo valore della produzione assicurata, affinché possano portare avanti questi due obiettivi, cioè che questo diventi il più possibile il VMI e che però nel caso sia superiore eventualmente si stoppi o si chieda all'azienda: guarda che qui stiamo mettendo un VMI più alto rispetto a quello che è lo standard value, hai documenti, vediamoli un attimo assieme, ok? Se invece stiamo sotto lo standard value non serve documentare nulla. Quindi noi adesso dobbiamo impegnarci come consorzi di difesa e come operatori assicurativi a fornire sostanzialmente questo VPA ai CA in maniera il più, diciamo, precisa possibile. Ecco, tenete conto che noi oggi abbiamo sostanzialmente due fonti di questo valore della produzione assicurata. Abbiamo una fonte che è quella degli A500, che sostanzialmente sono le messe in copertura delle culture, insomma, ecco, in maniera iniziale, dove però spesso viene utilizzato un valore, dico spesso perché poi cambia da operatività, da agenzia a agenzia, da compagnia a compagnia, da gestionale a gestionale. La 500 spesso è un valore che è grossolano e in molti casi è lo stesso valore dell'anno precedente, addirittura, in attesa poi di attualizzarlo vedendo come è variato il piano culturale, come sono variati i prezzi, come sono variate altre questioni, ok? Quindi abbiamo una 500, diciamo, che ci dà una messa in copertura. Noi su questi oggi, diciamo, possiamo dire di averli, ok? Però in molti casi questo dato è suscettibile di variazioni sensibili. Poi invece abbiamo un dato di qualità sicuramente superiore, anche se è in bozza questo documento, che è il certificato assicurativo, dove invece l'operatore assicurativo ha già fatto quel lavoro, che è quello che in qualche modo dicevamo prima, di andare ad assicurare utilizzando i prezzi massimi, tenendo conto delle rese, diciamo, che l'agricoltore ritiene di poter avere in campo nel 2021, ok? Quindi lì è già stato fatto un lavoro molto dettagliato, perché viene fatto per partita assicurativa, e quindi diciamo, il VPA che deriva dai certificati, anche se sono certificati in bozza e quindi già, diciamo, stilati con il dettaglio delle partite assicurative, diciamo, hanno un dato sicuramente di un valore più di una qualità, diciamo, più alta, che potrà subire delle variazioni anche proprio dall'interazione con il PAI stesso, perché non ci nascondiamo che una volta che viene fatto il PAI vediamo se quello che è stato assicurato è corretto oppure se vale la pena anche apportare delle correzioni. Speriamo il meno possibile, no? Però purtroppo ormai il PAI, sappiamo che al di là di casi singoli e urgenze peculiari, il PAI viene fatto sistematicamente dopo il certificato e poi, se possibile, si verifica, se è necessario e ancora possibile si correggerà in qualche modo il certificato, oppure purtroppo certe volte si correggerà anche il PAI se rileviamo delle questioni, delle problematiche. Ecco,
Quindi sostanzialmente questo è un po' il contenuto di quello che volevamo dire. Nella pagina, nella slide successiva c'è sostanzialmente il link al simulatore ISMEA. Allora questo non chiediamo ovviamente ai CA di andare a verificare puntualmente, perché allora ecco, diciamo che a livello di culture non uva da vino, DOC e IGP, sostanzialmente già nel PAI, nella compilazione nel PAI di quella schermata che vedevamo prima, voi avrete lo standard value proposto per quel codice ministeriale che avete inserito all'inizio, ok? Il problema sulle uve invece è che il controllo deve essere fatto per menzione, e uno strumento che il CA o l'agricoltore potrebbe avere è quello di andare a ricostruire in questo form, in questa applicazione di ISMEA, le singole menzioni, e lì ti dice se sei dentro, se sei fuori. Quindi nel caso in cui uno sia dubbioso di capire se è dentro o fuori, qui può ricostruirlo. Però se il certificato è stato fatto come dovrebbe, diciamo, e noi come consorzi in fase di informatizzazione dei certificati facciamo anche questa verifica, segnaliamo all'assicuratore: guarda che qui hai sforato con il prezzo, guarda che qui hai sforato con le rese rispetto al disciplinare, e chiediamo all'assicuratore di riportare dentro i limiti il certificato assicurativo, ok? A meno che questo sforamento, tra virgolette, soprattutto in termini di rese, non sia consapevole da parte dell'agricoltore, ok? Questo per tutte le produzioni. Sui disciplinari delle uve invece siamo un po' più rigidi e chiediamo di rientrare in disciplinari, perché quella è una norma e quindi di fatto non si può dichiarare di assicurare di più del disciplinare. Ecco, allora io ho sostanzialmente concluso con la presentazione. Iniziamo a leggere un po' le domande. Allora, io adesso avevo previsto che potessero aggiungere dei concetti i colleghi, i direttori, i colleghi di consorzi di difesa, quindi se c'è qualcuno che è collegato solo via Zoom, perché su YouTube ovviamente non potrete intervenire perché il microfono è unidirezionale, ma se c'è qualcuno che vuole fare dei colleghi dei Condifesa di Veneto e Friuli che vogliono dire qualcosa, io accendo il mio audio e possiamo spararli anche su YouTube tramite la cassa. Ecco, e poi appunto vi invito a scrivere in chat, vedo che ci sono già delle domande scritte anche su YouTube, se volete potete aggiungerle, noi le vediamo in diretta e possiamo provare a rispondere. Quindi se c'è qualcuno dei colleghi di Veneto e Friuli che vogliono aggiungere qualcosa, puntualizzare, prego, e poi passiamo alle domande. Allora, tanto che aspettiamo su YouTube, sì, su YouTube non arrivano domande. Allora, breve intervallo, una piccola battutina giusto per alleggerire l'argomento, insomma, attenzione che è menzione quello che citava prima Filippo, ma non menzione, quindi non c'è bisogno delle urine per poter fare il PAI, diciamo, questo è importante, diciamo, se no intasiamo le asile da questo punto di vista, no? Fatto taccia. Veniamo un po' alle cose serie, diciamo, se avete ben seguito, diciamo, il concetto che ha sviluppato Filippo, diventa fondamentale non riuscire a superare il valore standard per quanto riguarda il discorso del PAI. È preferibile avere anche un mini riproporzionamento piuttosto che andare a rischiare una dimensionamento del valore, diciamo, medio individuale, se non si ha una documentazione seria alle spalle. Come accennava Filippo prima, nell'ambito della redazione dei prezzi abbiamo tenuto in forte considerazione le rese, ed era facile per quanto riguarda l'uva, ma anche le altre produzioni vegetali, andando un momentino a vedere quanto si è assicurato gli anni precedenti, come si è assicurato, e ha fatto un lavoro di analisi piuttosto sofisticato. Come diceva Filippo, si potrebbe sfiorare in qualche caso nell'ambito del biologico, ma anche lì, diciamo, non in tutte le tipi di produzioni vegetali, perché ce ne sono talune che produrre in maniera biologica o in maniera convenzionale sostanzialmente non c'è una grande riduzione di resa, ci sono altre invece dove la riduzione di resa è molto significativa
diciamo, e in qualche caso appunto compensa il maggior valore della produzione, insomma, questo è un po' il concetto, quindi questa è una cosa importante da dire. L'altra cosa che questa mi rivolgo in modo particolare ai CA è l'aspetto, diciamo, della tempistica. È necessario, diciamo, stringere i tempi per quanto riguarda la produzione di questi PAI, perché è l'anello, diciamo, come posso dire, fondamentale della catena, che serve a validare tutta una serie, diciamo, di situazioni di dati, non ultimo, diciamo, anche la spesa complessiva che dobbiamo anche noi come consorzi affrontare per pagare anticipatamente le compagnie, per cui c'è bisogno di un sincronismo diciamo adeguato per quanto riguarda appunto la produzione della documentazione. Questa è un'altra cosa. Ribadisco quello che diceva anche il discorso Filippo prima, abbiamo fatto anche noi qualche prezzo, diciamo, personalizzato per quanto riguarda qualcuno che chiedeva un maggior prezzo, perché specialmente per le uve, in quanto chiedeva, cioè in quanto ha una forte riduzione di produzione anche rispetto alla DOC, ma un valore, diciamo, unitario del chilo d'uva documentabile molto più alto, e quindi abbiamo acconsentito questo tipo di discorso. Non ho avuto, diciamo, richieste di spiegazioni come aumentare il valore standard in maniera puntuale, e quindi ritengo che anche questi valori, questi prezzi personalizzati maggiori non sviluppino un valore medio individuale più alto, diciamo, del valore standard. Quindi questa è una cosa importante, insomma, da questo punto di vista. Ecco, l'intervento, tanto per così intercalare con Filippo, l'ho svolto, quindi Filippo, se hai le domande esaminate, puoi tranquillamente trattare. Sì, allora, allora intanto non so se altri colleghi di Condifesa non vedo che hanno attivato il microfono per parlare. Se non siete su Zoom, se volete mandarmi qualcosa, magari mandatemelo anche su WhatsApp, io lo leggo, perché purtroppo non trovo i vostri nomi su Zoom, quindi temo siate rimasti fuori. Quindi se volete mandatemi un messaggio e io lo leggerò. Allora iniziamo con le domande che stanno fluendo copiose. Allora inizio da una domanda molto complicata che mi è arrivata via mail e alla quale, diciamo, non so dare una risposta, però la propongo come dubbio, perché secondo me è un dubbio abbastanza avanzato, che lecito e che dovremmo un po' approfondire. Allora qui, diciamo, mi viene evidenziato innanzitutto una problematica che diciamo è dovuta allo schedario viticolo veneto, però saltando questo passaggio può interessare anche i colleghi del Friuli. Allora, in Veneto c'è un problema che la superficie dello schedario non è sempre, diciamo, tra virgolette, trasponibile in maniera, uso un termine semplice, diciamo equivalente sul piano culturale, e il piano culturale è quello che va sul PAI, quindi noi possiamo avere nello schedario 10 ettari e sul PAI magari 9 ettari e mezzo, ok? La semplifico in maniera brutale. Cos'è che succede? Succede che io faccio una polizza di 10 ettari, ok? Conseguentemente il mio valore assicurato è su 10 ettari ed è anche tarato sui 10 ettari, ok? Poi io mi troverò nel PAI invece 9 ettari e mezzo, ok? In questo caso qua la domanda secondo me interessante è quella: il PAI avrà un valore, un VMI e lo standard value conseguente che, diciamo, anche se sui 10 ettari è uguale, moltiplicato per 9 ettari e mezzo diventa
inferiore rispetto a quello che poteva essere su 10 ettari. Mi spiego, cioè facciamo un esempio molto banale: se io avevo un ettaro con 10.000 euro di valore di standard value, un ettaro 10.000 euro, se il mio non è più un ettaro e diventa, diciamo, 7.000 metri, il mio standard value non sarà più 10.000 ma diventerà 7.000, ok? Allora qui la domanda è: avrò un semplice riproporzionamento dovuto alle superfici, oppure c'è il rischio che mi dicano che ho superato lo standard value, ok? E questa è una domanda molto interessante. Secondo me qui ci faremo portatori attivi verso ISMEA, verso AGEA e il Ministero, affinché venga in qualche modo innanzitutto riproporzionato sulla superficie, ok? Come succedeva in passato. Quindi se io ho assicurato 10 ettari ma ne ho 9,5 sul PAI, ok, è giusto, non sarebbe giusto, ma insomma in qualche modo accettiamo che avvenga questo riproporzionamento, ok? Però dobbiamo evitare che questo mi crei un problema di sforamento dello standard value. Quindi la domanda è lecita, è un alert interessante. Qui dobbiamo cercare di fare in modo che avvenga un riproporzionamento di valori assicurati anche sulle superfici, diciamo, del PAI, e conseguentemente quindi dovrebbe rientrare nello standard value. Questa è la prima domanda alla quale ho dato una mezza risposta, più che altro un impegno di interessamento, e poi cerchiamo di darvi un feedback su questa cosa. La seconda è se è necessario sul piano culturale riportare il dettaglio delle, diciamo, varietà di uva, o se è sufficiente che nel piano culturale ci sia l'indicazione di uva DOC generica o di uva generica. Qui ribadisco, l'abbiamo già detto, non c'è nessuna necessità di avere un dettaglio nel piano culturale e nel PAI rispetto al tipo di vitigno e di rivendicazione, tantomeno, ovviamente non è un elemento del piano culturale la rivendicazione. Il dettaglio del vitigno e delle menzioni, e quindi conseguente di come viene rivendicata quella uva, viene pescato dal certificato assicurativo, ok? Quindi il PAI è sufficiente che venga solo, che ci sia capienza per la superficie vitata, ok? Come è anche per la superficie a mais, indipendentemente dalle varietà, o per la frutta indipendentemente dalle varietà, eccetera eccetera. Quindi l'unico controllo che viene fatto è a livello di superficie complessiva compatibile con quel prodotto ministeriale, H80, C30 e quello che sarà. Insomma, ecco, questa è la prima domanda alla quale spero di aver potuto dare una risposta. Adesso inizio a leggere quelle che arrivano su Zoom. Inizio dalle prime. Allora, buongiorno, usando il valore della produzione assicurata forniti dai Condifesa abbiamo fatto i PAI inserendo quel valore anche come VMI, però in molti casi i prezzi erano provvisori, penso 2020, e quando ci arriva il certificato scopriamo che il VPA è più alto. L'azienda avrà un riproporzionamento a causa di questa differenza? Sicuramente sì, cioè nel senso, se il vostro VMI diciamo diventa il paletto, allora quello che abbiamo detto è che il più basso tra il VMI e lo standard value diventa il paletto che stoppa il contributo. Quindi se il VMI è più basso dello standard value ed era definito sulla base di un primo certificato, e poi invece questo certificato è andato su in termini di valore per qualsivoglia motivo, qui adesso non ho capito la questione di prezzi provvisori, perché a noi non c'è stata un'adozione di prezzi provvisori, perché li abbiamo comunicati in apertura di campagna e grosso modo sono rimasti quelli, non abbiamo fatto particolari modifiche, quindi non capisco, forse erano stati usati i prezzi dell'anno scorso, non lo so, però diciamo questo: se il VMI è più basso dello standard value ed è più basso del certificato finale, c'è il riproporzionamento, cioè il minore tra VMI e standard value diventa il paletto sul quale si calcola il riproporzionamento. Quindi in questo caso, ahimè, è auspicata la correzione del PAI, diciamo alzando il VMI e portandolo, se possibile, a livello della VPA, del valore assicurato, e compatibilmente con uno standard value se c'è o non c'è la documentazione.
Nel caso di azienda bio che va oltre lo standard value ma solo 2 anni, come si procede? Nel caso di azienda bio che va oltre lo standard value ma solo 2 anni, come si procede? Allora, penso che qui la domanda sia relativa a un biologico che è diventato biologico negli ultimi 2 anni, quindi non abbiamo dati di più anni, ok? In questo caso è sufficiente anche il dato di un solo anno se quell'azienda non ha, diciamo, altra storicità, quindi di fatto dovrebbe essere sufficiente la documentazione dei 2 anni, perché ovviamente l'azienda non ha altri documenti. Attenzione che la documentazione, ribadisco, non deve documentare solo le rese, ma deve documentare anche il prezzo, cioè come è stata valorizzata questa produzione. Salve, se ho un certificato DOP con 2 varietà completamente diverse, come ad esempio Prosecco, DOC Prosecco e DOC Rabboso, che hanno singolarmente 2 standard value diversi, che valori inserisco nel pipe? Potete seguirmi anche voi se volete nella chat, chi è in Zoom a leggere, insomma adesso sto leggendo la domanda, la terza domanda delle 10:43, ecco, allora quindi ho 2 valori singolarmente, 2 standard value diversi, che valori inserisco nel pipe? Faccio la media dei 2 standard value, inserisco quello più basso dei 2, ecco, no, qui ovviamente bisognerebbe fare la media tra virgolette ponderata, però quello che io vi dico è, in questo caso, se avete sotto mano il certificato, perché qui c'è scritto se ho un certificato DOC, quindi vuol dire che in mano avete il certificato, teoricamente è già stata fatta questo lavoro. Se voi guardate il valore assicurato è già la media ponderata, perché tiene conto del peso del Prosecco DOC e del Rabboso. Se l'assicuratore ha usato il prezzo massimo che abbiamo dato noi e le rese che abbiamo dato noi, quello è il valore da riportare come VMI, quindi lì troverete standard value sul PAI 47.000 o quello che è, buttatelo via, non guardatelo neanche, ok, e riportate come VMI, come valore medio individuale, il valore che è stato assicurato, perché ripeto, se il certificato è fatto in maniera corretta, come auspichiamo nella stragrande maggioranza dei casi, e se non lo è in qualche modo noi poi lo segnaleremo all'assicuratore quando avremo effettuato l'informatizzazione, così, ecco, quindi non è necessario che vi mettiate a rifare i calcoli se avete in mano il valore che è stato assicurato sull'UVDOC, perché dovrebbe essere già congruito con lo standard value. Salve, i consorzi di difesa possono fornire VPA AIK in Excel? Allora, questo già lo stiamo facendo in maniera più o meno dettagliata, qualche consorzio sarà più avanti, qualche consorzio è più indietro. Qui sappiate che dipende dai prodotti, cioè dipende da tante cose, dai prodotti, dalle compagnie, eccetera, eccetera. Quindi noi via via che, adesso io vi dico un esempio, il nostro consorzio saremo arrivati ad informatizzare penso il 15% dei certificati, è però un lavoro che va avanti in maniera abbastanza, quindi la settimana prossima potremo essere già al 40 o al 50, quindi via via che avremo a disposizione queste informazioni le forniremo AIK in Excel. Allora io parlo per il Veneto, siamo tutti impegnati a fornire come consorzio il dato in Excel, e poi il collega del Friuli dirà un po' insomma quanto viene fatto come consorzio, quanto viene chiesto invece agli operatori assicurativi, perché ovviamente dove non c'è un Excel, se l'agricoltore o l'assicuratore stesso agevola copia del certificato al CA, ovviamente il valore è lo stesso. Comunque noi come consorzi, ripeto, ci stiamo impegnando a fornire questi file, se non l'abbiamo già fatto lo faremo a brevissimo, insomma, ecco, in maniera incrementale. In polizza trovo 2 valori di standard value certificato. Allora, in polizza trovo 2 valori standard value certificato e standard value UVA max. Quale considero come VMI? No, allora la polizza non è un riferimento per lo standard value, quindi se c'è uno standard value riportato in polizza ignoratelo, io non so da dove venga preso, quindi non lo ritengo un dato importante
e affidabile, voi dalla polizza dovete prendere il valore assicurato, non dovete prendere i riferimenti a standard value UVA max. Quelli lì sono agevolazioni che probabilmente le compagnie, le direzioni hanno dato agli assicuratori per fare in modo che, diciamo, abbiano già idea di quali sono i tetti, ok? Se volete, nei siti di tutti i consorzi, ma ce li avete, insomma ci sono gli Excel con tutti gli standard value da verificare. Chi non ce li ha mandi una mail al consorzio e sicuramente il consorzio glielo dà. Quindi la polizza non è un riferimento per vedere lo standard value, ma è un riferimento per vedere il valore medio per vedere il valore VPA, il valore assicurato, e puntare poi a usare quello come valore medio individuale. Quindi dal certificato non cerchiamo lo standard value, perché stiamo cercando un valore in un documento sbagliato, che non è di certo il riferimento per vedere lo standard value. Poi abbiamo caso uva da vino. Allora, adesso le domande sono tante, quindi chi di voi ha necessità di andarsene se ne vada, poi le registrazioni le mettiamo a disposizione. Io vorrei approfittare di questa opportunità per rispondere a tutte le domande possibili, quindi io vado avanti a oltranza a leggere, sperando di sopravvivere, ma andiamo avanti a leggerle tutte cercando di dare più risposte possibili, ecco. Quindi un'altra domanda dice questo: io sto andando avanti con Zoom, poi mi sposterò su YouTube perché vedo che anche lì sono arrivate alcune domande, quindi portate pazienza, ma ho due schermi, faccio uno schermo alla volta. Allora, caso uva da vino, VMI dichiarato quest'anno nel PAI, quindi VMI dichiarato quest'anno nel PAI creerà uno storico per gli anni successivi. Conviene tenere VMI uguale a VPA oppure inserire VMI superiore a VPA ma comunque inferiore allo standard value? Non creerà una media? Ecco. Allora, qui diciamo che da quello che sappiamo oggi i PAI non saranno riferimento per gli standard value del futuro, ok? Quindi abbiamo già tante cose delle quali preoccuparci quest'anno con l'introduzione degli standard value. Non preoccupiamoci del fatto che il VMI indicato nel PAI diventi domani un problema del futuro. Però se noi ovviamente diciamo io continuerei a dire in maniera diciamo semplificata che puntiamo a mettere VMI uguale a VPA, ok? Senza porci la domanda se conviene stare più alti, stare dentro lo standard value, perché qui poi le valutazioni sono complesse, perché ci sono molti prodotti, ripeto, in cui la VPA è al limite dello standard value, quindi abbiamo degli standard value molto ficcanti, cioè molto puntuali e vicini alla nostra realtà. Abbiamo invece degli standard value che sono anche 2 volte i nostri valori reali, e quindi lì fare una valutazione puntuale diventa secondo me complicato e inutile. Quindi atteniamoci il più possibile a quello che viene assicurato, ecco, anche perché lì sapete che non ha tanto senso assicurare di più o di meno del valore che abbiamo in campo, perché poi in fase di perizia il perito la prima cosa che fa è definire se quello che ho assicurato c'era in campo. Quindi l'obiettivo degli operatori assicurativi e degli assicurati deve essere quello di assicurare quello che c'è in campo, ok? Questo deve essere l'obiettivo di sempre, salvo poi speculazioni e quant'altro, ma il perito la prima cosa che fa in fase di danno è andare a vedere se quel valore c'è in campo. Se quel valore non c'è in campo, ridetermina le liquidazioni sul valore che trova in campo, e stessa cosa se è stato assicurato di più o di meno, ridetermina su quello che c'è in campo. Quindi non ha nessun senso assicurare un valore diverso da quello che possiamo potenzialmente avere in campo. La domanda successiva è: se il VMI, quindi il valore medio individuale, è maggiore del valore assicurato ed entrambi sono inferiori allo standard value, su quale parametro viene calcolato il contributo? Ovviamente sul minore dei due. Se il valore medio dichiarato nel PAI è più alto di quello che è assicurato, il contributo viene calcolato sull'assicurato. Quindi il minor valore diventa diciamo la base per calcolare la contribuzione pubblica, ok? Non ci sono controlli documentali in questo caso perché sono entrambi sotto lo standard value, e quindi in realtà non ci saranno controlli documentali.
Segnalo che ci sono ancora assicuratori che non collaborano costruttivamente e sono fissati, dove qua stiamo perdere i maiuscoli e insomma la vena polemica, stiamo cercando di collaborare tutti assieme. Allora, segnalo che ci sono assicuratori che non collaborano costruttivamente e sono ancora fissati di voler prima il PAI anche per le uve. Servirebbe una nota scritta da parte di organi superiori da esibirli. Allora qui dico agli assicuratori che insistono per avere i PAI prima di fare il certificato che purtroppo non stanno pretendendo una cosa che possono pretendere, perché la normativa ha svincolato questo termine. Sapete che il PAI sostanzialmente può essere fatto addirittura anche dopo il termine delle operazioni assicurative, quindi anche dopo la raccolta del prodotto, quindi non si può pretendere un PAI prima di fare il certificato. Invece avete come assicuratori dei vincoli che sono definiti dalle convenzioni tra consorzi di difesa e compagnie assicurative, che sono quelle sostanzialmente che il certificato dovrebbe essere disponibile entro tot giorni dalla copertura assicurativa. Quindi in realtà voi ovviamente magari prima provvisorio, poi prima di raccogliere le firme che diventi definitivo eccetera eccetera, il certificato deve essere fatto anche senza il PAI, ok? Non si può pretendere di avere il PAI per dire io il certificato non te lo faccio finché non mi dai il PAI, ok? Eventualmente bisognerà purtroppo lavorare su piani culturali, su schedario viticolo, però non si può pretendere questa cosa, ecco. Certo è che in alcune situazioni particolari, subentri, variazioni aziendali, acquisti di terreni eccetera, in certi casi diventa un po' difficile andare a capire qual è la situazione che andrà sul PAI prima, no? Allora in qualche caso anche i CA devono avere la disponibilità e la pazienza, come ce l'hanno, di dover fare dei PAI anche in maniera un po' diciamo individuale, anche prima di quando si mettono a farli in maniera massiva ovviamente. Quindi mi raccomando, insomma, cerchiamo tutti di collaborare, ma purtroppo il grosso dei PAI, io auspico e chiedo ovviamente, verranno fatti nel mese di luglio, e sappiamo che a luglio le coperture per le permanenti e le autunno-vernili sono terminate abbondantemente da maggio, e le altre culture il 30 di giugno a semina primaverile, se non i secondi raccolti. Quindi sostanzialmente purtroppo siamo in questo mood in cui i PAI vengono fatti quasi sempre dopo, e su questo gli assicuratori devono farne di necessità virtù e attrezzarsi per fare i certificati prima del PAI, ok? Buongiorno, vorrei sapere se la seguente equazione è corretta: VMI uguale valore assicurato diviso superficie. Faccio questa domanda per capire se in caso di prodotto soia con rese differenti tra primo e secondo raccolto il VMI su 2 PAI è lo stesso o differente. È una domanda, qua mi ha fatto una domanda complicata. Provo a rileggerla per cercare di capire. Allora il VMI, il valore medio individuale ad ettaro, è sicuramente il risultato di valore assicurato diviso superficie, perché anche lo standard value è un valore unitario, cioè definito per unità di superficie. Poi ovviamente per dare il valore diciamo standard verrà moltiplicato per la superficie. Quindi sicuramente quello che è stato detto è giusto, cioè noi potremmo avere 2 VMI diversi su 2 PAI diversi con soia di primo e secondo raccolto, dal mio punto di vista. Io in realtà ho già sentito dire però da qualcuno che quando si fa il primo PAI con quel codice prodotto MIPAF, nei PAI successivi con quel codice prodotto MIPAF di fatto ti viene già riproposto il VMI che avevi messo nel primo PAI. Ecco, quindi su questo io non so se ci sia la disponibilità di questa funzione. Se qualcuno di voi lo sa, magari scrivetelo in chat, perché per me ovviamente la resa potrebbe essere diversa, come è stato correttamente scritto qui, però potrebbe anche essere che praticamente SIAN abbia deciso di non far dichiarare 2 VMI diversi a parità di codice MIPAF, ok? In quel caso lì ovviamente sarebbe utile mettere il più alto tra il primo e il secondo raccolto, tanto per aggiungere un'ulteriore complicazione a quelle che abbiamo visto fino adesso.
Superfici leggermente diverse tra PAI e polizza non mi creerà poi anomalie o devo chiedere allineamenti delle polizze? L'importante è la coerenza del VMI con quello della polizza e con lo standard value giusto? Sì, allora diciamo questo, la incoerenza sulle superfici comporta riproporzionamenti per quella quota, ok? Ci siamo posti un dubbio tutti assieme se questo riproporzionamento si ripercuote anche sul fatto che mi riduce il valore di riferimento e quindi può crearmi problemi anche sullo standard value, ma io questo tenderei ad escluderlo e anzi ci attiveremo perché venga riproporzionato sulla superficie e conseguentemente venga riproporzionato anche il controllo sui valori, quindi cerchiamo su questo di fare in modo che non avvenga, ci facciamo parte attiva, ok? E quello che c'è scritto sotto è corretto, cioè l'importante è che il VMI diciamo sia coerente con lo standard value e questo è giusto, cioè il controllo documentale viene innescato non su chi assicura di più ma sul fatto che ci sia un VMI più alto del standard value, ok? L'applicativo vabbè, chiedo a Nicola se ti metto un po' di acqua intanto mi fa un favore, tanto vedo che le domande sono tante, ecco, grazie. Allora, l'applicativo PAI non consente di indicare due VMI diversi per la stessa cultura nello stesso comune. Bravissimo, questo mi ha dato è quello che dicevo prima. Questo succede quando abbiamo un primo e un secondo raccolto, esempio di soia, nello stesso comune. Come ci comportiamo? Quale VMI indichiamo? Una media del primo, del secondo, eccetera? No? Allora qui io direi che va messo il VMI più alto, presumibilmente quello del primo raccolto, e a questo punto mi viene a dire che qui se parliamo di soia molto probabilmente sarà lo standard value, ok, da riportare in entrambi i PAI e quindi soprattutto nel primo PAI riportare il valore più alto. Se c'è la necessità di documentarlo, qui bisognerà ovviamente andare con un VMI più alto e documentarlo, e poi in sede di documentazione si dirà che sul secondo raccolto il VMI era più basso ma non si poteva cambiare perché l'applicativo non lo consente, quindi qui passerà sicuramente questa logica. Di certo non possiamo metterci a fare la media tra i due, quindi io direi che in questo caso, se siamo dentro lo standard value senza alcuna remora, possiamo indicare il più alto, lo standard value, grazie. Ecco, quindi questa è secondo me l'indicazione. D'accordo sullo stilare i PAI celermente purché ci vengono inviate le polizze dalle varie compagnie quanto prima, spesso i ritardi dipendono da questo. Va bene, vedo K41 ognuno scarica le responsabilità sugli altri, l'importante è che ognuno faccia la propria parte appena possibile, quindi qui appena ci sarà la possibilità, quindi qui i PAI vengono fatti tardi perché arrivano tardi i dati ai CAI, viceversa, ognuno si prende le sue responsabilità, cerchiamo di fare questo quanto prima, ripeto, come consorte di difesa cerchiamo di fornire quanto prima queste informazioni, insomma, ecco. Poi c'è per i PAI relativi a coltivazioni frutticole inserite con codice generico in piano culturale, come riusciamo a far rispettare il parametro prodotto comune richiesto dal PAI? Allora, qua per i PAI relativi a coltivazioni frutticole inserite con codice generico in piano culturale. Allora qui non so se ho capito bene la domanda, penso la questione sia questa: voi mettete un codice frutticolo generico e poi avete la necessità di splittare quella superficie su due PAI diversi, ad esempio, no? E lì ovviamente sapete che il PAI a parità di superficie compatibile vi lascia prendere una parte di questa superficie. Mettiamo che esista un codice generico frutta oppure un codice mele generico e voi abbiate la necessità di fare un PAI mele precoci e un PAI mele tardive, ad esempio, non c'è nessun problema perché avrete 10 ettari disponibili per la cultura mele,
prenderete 5 ettari sul primo PAI e gli altri 5 ettari sul secondo PAI, o 4 ettari e 50 sul primo e la differenza sul secondo. Quindi qui insomma la questione è ovviamente, se avete un dettaglio caricato sul piano culturale sarà più facile dividere la superficie sui PAI. Se invece il piano culturale è generico, parlavamo prima anche dell'uva da vino generale, diventa un po' più complicato capire che superficie, da che appezzamenti andare a prendere la superficie da mettere in un PAI oppure nell'altro, ok? E qui dice poi occorre recuperare il certificato assicurativo per verificare quali sono i mappali interessati e formulare il PAI sulla base delle superfici assicurate, e se restano fuori dall'assicurato superfici presenti nello stesso comune e nella stessa cultura, che dobbiamo fare? Allora sapete che c'è, quindi qui se avete il PAI che vi dà il certificato che vi dà una mano tramite gli estremi catastali a capire cosa mettere in un PAI, cosa in un altro, meglio. L'alternativa è farselo dire dall'agricoltore, quindi dove c'è quella cultura e dove c'è quell'altra, e rimane vigente il controllo di aver assicurato l'intera produzione per prodotto comune. Quindi qui, se tutta la superficie è produttiva, alla fine deve essere tutta assicurata, tutta inserita nei PAI e tutta assicurata. Se così non è, dobbiamo fare in modo di correggere o i PAI o i certificati, comprendendo l'intera superficie, quindi il totale della superficie del comune deve essere dentro ai PAI e assicurata, altrimenti c'è l'anomalia che non si è assicurato l'intero valore. L'alternativa è quella di mettere sul piano culturale come non produttiva la superficie che non è stata assicurata e che non viene neanche più riproposta nel PAI. Qui riguarda il primo anno di impianto, oppure questioni di terreni diciamo in qualche modo coltivati ma non raccolti, eccetera eccetera, però vige ancora quel controllo lì, ovviamente, che l'intera produzione superficie deve essere tutta dentro ai PAI e tutta dentro ai certificati. Nelle slide dove si parla del VMI, quindi del valore medio individuale minore o uguale allo standard value, e invece qui c'è un valore della produzione più alto assicurato, quindi il caso in cui noi abbiamo assicurato di più del VMI e dello standard value, lei ha letto e spiegato dicendo, madonna, qua adesso si devo complicare la vita. Ok, dite che ho letto in maniera sbagliata. Ecco, ho letto quello che è scritto nelle slide oppure quello che lei ha spiegato a voce? Allora, qua devo rivedere le slide, quindi va bene, Nicola, fammi tu sto favore, vai su questa qua. Allora, intanto VMI minore o uguale a standard value, ed è la seconda riga, ok? E qui dice dove il VPA è più alto, quindi quando io assicuro di più di quello che c'è dentro al PAI in termini di VMI o VPA, ok? Se io assicuro di più è corretto quello che c'è scritto nella slide. Se io ho detto sbagliato mi scuso, ma è corretto quello che c'è scritto nella slide. Se io assicuro di più di quello che mi stoppa il PAI, cosa succede? Non dovrò documentare nulla perché il VMI è inferiore o uguale allo standard value, ok? Andrò incontro a un riproporzionamento, cioè ho assicurato di più, il mio contributo viene stoppato sui valori che definisce il PAI, quindi è giusto quello che c'è scritto sulle slide. Grazie Nicola. Forse una domanda da porre al SIA, ma abbiamo notato problemi con l'inserimento di due PAI della stessa azienda per la stessa cultura, soglia di primo e secondo raccolto, non viene accettato il valore assicurato diverso. Ecco, allora intanto sicuramente chi ha scritto questa domanda adesso l'avrebbe scritta in maniera diversa, perché non è valore assicurato diverso, ma stiamo parlando del VMI, del valore medio individuale, no? E abbiamo già detto, a questo punto è consolidata la situazione, che quando c'è già un PAI con quel codice MIPAF con un VMI, questo viene riproposto nel PAI successivo con lo stesso VMI. Quindi qui diciamo la risposta è purtroppo questa, nel bene e nel male. Buongiorno, a me manca un passaggio, e questa è una domanda alla quale non so dare risposte. Non so se manca un passaggio nella vita o questo Galaxy Tab A si è fermato qui, vediamo se poi ha proseguito la domanda, ma fin qua non posso aiutarlo.
Buongiorno, è corretto che il SIAN non permetta l'inserimento di 2 PAI, stesso prodotto comune, nel caso specifico uva, DOC, Pordenone, con due VMI diversi? Ecco, allora qui siamo sempre nella stessa questione che dicevamo prima, quindi qui siamo andati già a un livello superiore, quindi primi e secondi raccolti abbiamo detto. Sull'uva qui secondo me, ecco, è ancora più rafforzata forse l'esigenza di poter chiedere al SIAN che diano questa possibilità, però loro qui a parità di prodotto MIPAF, no? H80, in questo caso siamo DOC di un comune qui, Cordenons di Pordenone, se l'azienda dichiara una VMI, loro dicono che non può dichiarare 2 VMI contrastanti sullo stesso prodotto comune, anche se in realtà magari sono vitigni e menzioni completamente diverse con valori medi completamente diversi. Quindi in realtà qui sarebbe corretto che ci potesse essere la possibilità di inserire VMI diverse anche a parità di prodotto sullo stesso comune, soprattutto dove sia sui secondi raccolti, secondo me, e anche in questo caso. Però purtroppo quello che posso dirvi oggi in termini operativi pragmatici è quello di riportare il maggiore dei 2 VMI, in modo che in qualche modo però questo potrà generare problemi in futuro, perché se io riporto un VMI più alto in uno dei 2 PAI, no, e poi mi dicono che andando a controllare le singole menzioni sto sforando, mi crea un problema. Quindi su questo è un tema che dobbiamo approfondire, quindi lasciateci fare un passaggio, fatelo anche voi se potete con i vostri riferimenti nei CA ovviamente, però questo può essere un problema, perché potrebbe crearmi uno sforamento indotto dello standard value sui controlli per menzione, e quindi questo potrebbe essere un problema, e quindi questa domanda merita tutti gli approfondimenti del caso. Io qui non posso ad oggi rispondervi e vi ringrazio anzi della domanda, cerchiamo di approfondire. Buongiorno, potete fare un esempio di calcolo con certificato alla mano che secondo me vale più di 1000 parole? Bella domanda. Allora qui prendete un appuntamento con il vostro consorzio di difesa di riferimento e fate tutti i calcoli alla mano che volete. Purtroppo parlare a 2 regioni così facendo esempi concreti diventava difficile, avete già visto oggi com'è andata. Quindi Leonardo Albanese prenda contatti con il suo consorzio di difesa di riferimento e potrà fare tutti gli esempi del caso, penso molto volentieri e esaustivamente. Buongiorno, anche io chiedo un esempio calcolo certificato alla mano, stessa identica cosa. Anche io chiedo un esempio di calcolo con certificato alla mano. Allora qui non so se chi fa questa domanda è CA o assicuratore. Potremmo pensare di organizzare una sessione successiva, se ce la facciamo nei prossimi giorni, con questo calcolo alla mano e col certificato alla mano. Adesso direi che non sono nelle condizioni di potervi soddisfare. Negli anni scorsi il valore tra primo e secondo raccolto per i seminativi era bloccato per il secondo raccolto. Per il 2021 devo ancora verificare. Qui però intanto negli anni scorsi non c'era il valore in termini di euro, ma c'era probabilmente la resa dichiarata e poteva anche andare bene così, perché poi alla fine il controllo era chiuso là. Adesso invece che ci chiedono di impegnarci a portare la documentazione eccetera eccetera, la faccenda diventa un po' più complicata. Ecco, leggo l'ultima domanda di Zoom e poi passo a YouTube. Ho caso di VMI inferiore allo standard value, quindi un valore più un valore medio individuale più basso dello standard value, ma più basso di pochi centesimi rispetto al VPA indicato nel certificato. Questa piccola differenza è generata dal gestionale, genera comunque un riproporzionamento? Sicuramente sì, genererà un riproporzionamento. Direi che se è di pochi centesimi, forse non so neanche, adesso sinceramente mi cogliete alla sprovvista, non so se ci sia una minima tolleranza sul SIAN, forse c'è anche una tolleranza. Comunque insomma questo qua mi sembra, diciamo, un caso che desta preoccupazioni limitate a pochi centesimi, quindi teniamoci pure il dubbio eventualmente di andare con un esito parzialmente negativo, positivo, insomma, per pochi centesimi. Allora
Leggiamo adesso quello che ci viene proposto richiesto su YouTube. Allora abbiamo: ma se fino all'anno scorso avevo produzione uva che veniva conferita come Valpolicella CL e cosa? Classico. Classico, va bene, scusami un attimo che bevo un goccio d'acqua. Come Valpolicella classico e come uve da Reciotto, visto che adesso la produzione è unica, per lo standard value passato sommo l'intera produzione? Allora, qui io adesso non vorrei avventurarmi su un ambito che conosco poco. È stata fatta una circolare specifica dal Ministero su come calcolare il valore della produzione nel caso di Reciotto e Valpolicella, quindi c'è un'interpretazione che dice come va fatto il certificato e eventualmente anche le ripercussioni sul PAI. Quindi invito gli amici che chiedono, i colleghi che chiedono questa cosa sul Valpolicella, di fare riferimento al Codive di Verona. Dovrebbe esserci anche collegato i colleghi del Codive, quindi rivolgetevi al Codive e chiedete puntualmente. Questa è una produzione ovviamente tipica di Verona, e vi ripeto, c'è una circolare ad hoc che dice come gestire questa cosa, quindi fate riferimento al Codive che vi darà sicuramente tutte le risposte puntuali. Buongiorno, per agevolare i lavori, ad esempio noi in agenzia inviamo i certificati ai consorzi, bozze, poi il consorzio girerà i CA per i PAI, nel caso i CA ci potranno girare i PAI direttamente all'agenzia di riferimento. Cerchiamo di fare così, insomma, dove possibile. Comunque noi ovviamente come consorzi cerchiamo di dare i dati ai CA e poi i PAI. Poi daremo anche delle forniture. Voi sapete che noi i PAI a un certo punto inizieranno a essere disponibili anche su tracciato Excel, e noi li abbiamo sempre forniti alla fine anche agli operatori assicurativi, evidenziando già anche le incongruenze tra eventualmente PAI e certificato. Quindi quello che c'è scritto qua in qualche modo cerchiamo di farlo, con i limiti ovviamente delle tempistiche quando avremo i dati disponibili. La seconda parte della domanda è: o direttamente da agenzie giriamo le bozze ai CA per agevolare il tutto? Allora qui non lo so, ecco, Renato Bernardi dove si trova, qui dipende un po' dalle modalità che i Condifesa hanno adottato. Sicuramente in Friuli c'è una modalità un po' diversa da quella dei consorzi del Veneto, quindi qui eventualmente anche qui portate pazienza, fate una telefonata al consorzio di riferimento e capite se diciamo va così o se è meglio un'altra cosa. Questa domanda di Alessio Poloni l'abbiamo già risposta perché c'era anche su Zoom, quindi abbiamo detto che è giusto quello che c'è scritto sulle slide. Quali sono i documenti probatori nello specifico in caso di sforamento dello standard value? Ecco, questa qua è una bellissima domanda alla quale il Ministero ci ha risposto: vedremo un po' nel 2022 come sarà andata nel 2021 per dire quali saranno i documenti probatori. Allora, qui il Ministero sostanzialmente dice: non abbiamo ancora un elenco dei documenti probatori, quello che sappiamo è che dovrà esserci, come abbiamo già detto, la doppia indicazione del prezzo di realizzo e della quantità. Quindi il documento dovrà comprovare il valore del prodotto, non semplicemente i quintali. Quindi deve essere un documento, se è una fattura, anche questa dovrà avere l'indicazione di tot quintali conferiti, consegnati, venduti per un prezzo uguale il valore di riferimento. Quindi oggi quello che posso rispondervi è solo questo. Il problema è, come avete chiesto voi prima, nel caso in cui uno sia al primo anno ad esempio di bio e quindi non possa documentare le rese storiche degli anni precedenti. C'è un problema nelle uve molto importante per chi non conferisce ma vinifica in proprio, ad esempio uve bio, dove non c'è una valorizzazione delle uve ma viene venduto il vino, e quindi lì è impossibile avere documenti probatori sul valore dell'uva più alto rispetto a quello che è stato definito per sforare lo standard value. Questo è purtroppo un problema, mentre chi conferisce uva bio
potrà avere una valorizzazione o vende l'uva eventualmente diversa. Quindi qui purtroppo ci sono ancora molti buchi. Abbiamo dei buchi anche a livello ad esempio territoriale, perché noi potremmo avere dei documenti che vanno bene per un altro comune e quest'anno produco in un comune diverso. Anche qui gli anni scorsi era abbastanza rigida la regola, dovevamo avere documenti nel singolo comune oppure usavamo i benchmark. Qui invece adesso questa cosa non ci è stata detta, le benchmark non ci sono più, quindi noi abbiamo chiesto che i documenti degli altri comuni vadano bene per tutta l'azienda. Però su questo ci è stata data una risposta verbale di sì, ma non abbiamo trovato riscontro scritto. Quindi purtroppo sui documenti io oggi quello che posso dirvi è che devono essere documenti che certificano quantità e prezzo, e questo, più di questo purtroppo ad oggi non posso dirvelo. Dove troviamo gli standard value nel sito Econdifesa? Vedo che poi qui i colleghi hanno risposto mettendo il link di TVB, ma in ogni consorzio ci sono, chiedetegli ai singoli consorzi se non vi vanno bene, anche se quelli che abbiamo pubblicato noi sono quelli nazionali, quindi dovrebbero esserci tutti. Sarebbe ottimo fare un incontro con i certificati alla mano, ok, ancora, bene. Renato dice che è dal Friuli, quindi va bene, poi risponde ok, grazie. Quindi le abbiamo lette tutte anche su YouTube. Vediamo qua l'ultimo flash, mi pare sia stata aggiunta una domanda, anzi due, su Zoom. Sento che sto finendo anche le ultime energie, leggo le ultime domande e poi vi saluto, ricordandovi che le registrazioni poi le trovate a disposizione e vi mandiamo anche le slide, ok? Se c'è bisogno di fare ulteriori approfondimenti mandate delle mail e sollecitate eventualmente anche ulteriori incontri che potremo fare successivamente, magari anche direttamente su YouTube, visto che anche se in realtà vabbè, ok, andiamo avanti. Allora, le ultime due domande. Il cliente a seguito del danno da gelo, ecco, mancava una domanda sul gelo, giustamente. Il cliente a seguito del danno da gelo ha deciso di ridurre i quantitativi assicurati a 0. Benissimo. Visto che non era assicurato per il gelo, quindi per la polizza delle pere non pagherà premio, mentre invece pagherà una parte di premio per quel che riguarda le pere precoci. Visto che da condizioni di polizza la riduzione non è dall'origine ma proporzionale, vanno comunque fatti i PAI? Allora, qui abbiamo sostanzialmente due problemi. È una domanda sulla quale devo pensarci un attimo. Allora, abbiamo due problemi. Allora, primo, comunque c'è, sapete, sempre l'obbligo, come vi dicevo prima, di assicurare l'intera produzione e di mettere sui PAI l'intera superficie, ok? Allora, io quello che mi sentirei di dire è: se c'è comunque un certificato che rimane in piedi per chiedere un contributo, seppur parziale, perché il premio è stato ridotto, quindi qui se capisco bene c'è un certificato che va a 0 e un certificato invece che rimane con un premio. Se è intenzione dell'agricoltore chiedere il contributo su quella parte di premio che è rimasta in piedi, io continuerei a fare entrambi i PAI e pure i certificati verranno sostanzialmente informatizzati, sostanzialmente uno a 0 e l'altro con la valorizzazione. Insomma, ecco, in questo modo c'è il requisito di aver assicurato l'intera produzione e il contributo poi verrà pagato solo su quella fetta di premio assicurativo che è rimasta attiva. Non so se sia poco o tanto, ovviamente se siamo scesi sotto dei livelli minimi di convenienza, a questo punto conviene neanche non chiedere più il contributo e non spendere neanche i soldi per la parte, diciamo, amministrativa. Insomma, ecco, cioè se costa più fare i PAI e le pratiche di quel poco che è rimasto attivo, però qui non lo so, ovviamente bisogna valutare i valori. Anche qui consiglio di confrontarvi con il vostro consorzio di riferimento, ok, vedendo proprio il caso specifico. In SIAN non risulta attiva la consultazione pubblica dei PAI inserendo QA e numero PAI, sarebbe da richiedere. Grazie del sollecito, chiediamo anche questa cosa qua, me lo segno, mandiamo una segnalazione al nostro nazionale che il SIAN attivi come gli anni scorsi la possibilità di interrogare i PAI inserendo il QA e il numero del PAI. Ecco.
Sostanzialmente io ho concluso, direi che ci fermiamo qua. Non so se il collega Daniele dal Friuli vuole chiosare l'incontro. Ecco, io penso sia stato molto utile per le molte domande che sono arrivate. Abbiamo voluto farlo in maniera un po' anche svelta, ma perché riteniamo fosse utile farlo adesso, questo incontro qua, e non la settimana prossima o tra 10 giorni, quindi scusateci anche se abbiamo usato dei mezzi che non erano adeguati. Alla fine siamo arrivati ad avere poco meno di 300 collegati nei due sistemi. Forse se avesse funzionato subito avremmo avuto anche più contatti, però comunque ecco, portate pazienza, la prossima volta cercheremo di andare magari direttamente su sistemi diversi e ripeto, questo sia uno stimolo per chiedere risposte a tutte le domande alle quali non avete trovato una risposta puntuale. Rivolgetevi al Condifesa, siamo qui per quello e cerchiamo assieme di dare una risposta. Ecco, io quindi vi saluto anche a nome di tutti i colleghi del Veneto, dei direttori del Veneto che non hanno potuto intervenire. Do la parola a Daniele per chiudere l'incontro. Grazie Daniele. Eccoci qua. Allora, per quanto riguarda il Friuli l'operatività, noi l'avevamo già annunciata in apertura della stagione. Ecco che tocca fare la regia all'ultimo momento. E poi noi le giriamo ai singoli CA e anche agli uffici, diciamo, periferici degli stessi. Qualora però già l'agenzia ha la conoscenza dove spedire questo benedetto documento, lo può fare anche direttamente in modo da evitare, diciamo, riverse, diciamo, da questo punto di vista. Comunque la procedura è che noi faremo in modo che arrivi l'anticipo del certificato, non nei vari formati elettronici, quindi con fogli, Excel e compagnia bella, perché ci sarebbe un ulteriore rallentamento e una difformità tra compagnia e compagnia, a differenza da come si arrivano, diciamo, i dati per poterli importare e via discorrendo. Quindi il cartaceo o il PDF, diciamo, arriverà ai singoli capi per sviluppare poi il file stesso. Per quanto riguarda poi un piccolo appello che doveva essere magari fatto all'inizio, e poi con questo concludo, era anche per un po' ribadire il senso perché è stato sviluppato questo valore standard. Il valore standard è stato sviluppato a livello, diciamo, del ministeriale per ovviare al problema delle forti riduzioni che si sono sviluppate di contributo in questi anni legate al problema delle rese. Sappiamo che appunto il problema delle rese ridotte a seguito di calamità, ridotte a seguito di fitopatie e di altre avversità varie, diciamo non all'interno, diciamo, di una produzione ordinaria e stabile, ha creato dei problemi. Ecco che si sono stati, diciamo, sviluppati altri metodi per creare un sistema di controllo, e quindi di fatto nel 2021 siamo un po' all'anno zero, quindi il concetto della media del triennio precedente, del quinquennio precedente, è molto cogente nel momento in cui si va a delineare un PAI con un valore standard più alto, cioè personalizzato. Se stiamo all'interno del valore standard, dello standard value, non ci sono problemi da questo punto di vista. L'hanno detto nelle riunioni di SMEA, Ministero, autorità di gestione, in tutte le salse. È chiaro che non si può scrivere questo tipo di concetto ed esprimere concetti diversi da quando sono inseriti nelle normative comunitarie della PAC vigente, del BSRN, diciamo, con cui stiamo operando. Per cui quando si lavora all'interno del valore standard, il valore medio individuale diciamo, è molto più, diciamo, come posso dire, più ragionevole da gestire, riferendosi alla data, diciamo, in corso, parla 2020, insomma, no?
in qualche maniera. Quindi ecco, questa era un po' la precisazione che volevo fare, che per un po' tranquillizzare da questo punto di vista. Poi, per quanto riguarda l'uva da vino, è effettivamente diciamo, il prodotto più, diciamo, più complicato, che può osservare dei trabochetti nello sviluppo che calcolano del valore medio individuale, però che lì magari piuttosto che il simulatore di Ismea, magari un foglio Excel, un foglio di calcolo mettendo dentro i valori, fa gestire meglio la situazione. Comunque per i CA che hanno così a che fare con il nostro consorzio, con la realtà di Mezza Giulia, siamo qua a disposizione per tutti i chiarimenti nel caso così dicasi anche per gli assicuratori. Io vorrei concluso Filippo. Buongiorno a tutti.